Se qualcuno volesse seccare un parente e quindi coltivare lo stramonio in casa, che accorgimenti deve avere? Beh, sicuramente, non deve prendere la foglia, come è stato fatto, metterla in alimentazione. Uno un po' attento se accoglie il cattivo odore, dovrebbe accogliere il cattivo odore, insomma. Quindi lasciamola lì come pianta ornamentale, decorativa, evitiamo problemi, beghe, altrimenti può fargliela fumare. Se facciamo una fumatina insieme, che so, oppure fargli un bel decotto, meglio ancora dell'infuso, un bel decotto, e poi c'è cavolo, si è sbagliato a raccogliere l'erba da solo, non E conosce. allora sarà la nostra ultima puntata perché saremo arrestati per istigazione a delinquere. Sappiate che io e Sauro vi abbiamo molto amati, siamo molto contenti e onorati di aver trascorso questo tempo con voi. Purtroppo vedrete che non sarà difficile continuare la trasmissione. Comunque, andiamo avanti con la nostra puntata killer. Abbiamo visto il ricino, attenzione, non è mortale per gli adulti. Ha dei begli effetti collaterali, perché comunque vi ritrovano tra 3 mesi ancora sullo stesso water, fortemente disidratati. Attenzione ai bambini perché le bacche, i frutticini che sono contenuti nelle bacche hanno dei colori invitanti, anche se un sapore cattivo, i bambini potrebbero mangiarle anche con, ci spiegava Sauro, 3 o 4 di questi semini un bambino potrebbe morire. Quindi attenzione. Questo è lo stramonio, la piantina degli amanti di Agatha Christie. Guardatela, guardatela bene, non fumatela, non mangiatela, non servitela né cotta né cruda né in infuso né in decotto. Eccola qua, guardatela bene, statele lontano il più possibile perché questa vi manda il creatore in 4 e 48. E adesso facciamo un salto da Harry Potter. Serpe verde non è. Corvo nero neanche a parlarne, Grifondoro non ci assomiglia neanche. Oggi andiamo a scoprire che J.K. Rowling, nella scelta delle case di Hogwarts, quando ha scritto i suoi romanzi di Harry Potter, ha preso a prestito una pianta, sì, ma velenosa. Ed ecco a voi il tasso rosso. Sauro, e dire che tutti quanti pensavamo che il tasso rosso fosse una cosa tanto carina. Beh, è sicuramente una bellissima pianta. È il simbolo della longevità, sicuramente, perché è una pianta imponente, importante, lenta nella sua crescita, nel suo sviluppo, ma raggiunge dimensioni molto molto grandi, molto alte, anche in diametro. Quindi abbiamo delle piante vecchissime, in Nord Europa c'è una che ha sicuramente svariati secoli, quasi un millennio, insomma, sono piante comunque che vivono molto molto a lungo, però sono lente nella loro crescita, nel loro sviluppo. E sì, c'è questa nomea di tossicità, perché effettivamente i suoi frutti, che sono queste, chiamiamole volgarmente, impropriamente palline rosse, arilli si chiamano, sono tossici, in modo particolare il suo semino all'interno, che se ingerito diventa veramente velenoso. Quali sono gli effetti che provoca l'ingestione del frutticino del tasso rosso? Beh, c'è sicuramente primo vomito, poi intorpidimento, poi malori vari fino a perdita della coscienza. E catacomba. Poi ci sono degli spasmi, eccetera. Quindi bisogna fare Che attenzione. bruttina come morte, mi par di Sì, capire. sì, non è... però togliendo il seme, alcuni esperti sostengono che la polpa sia edule, però è così vischiosa, così collosa, brigosa che penso nessuno si metta a farsi a mangiare solamente la polpa, quindi lasciamolo stare, mettiamo via. Però i medici dell'Ottocento e del Novecento raccontano proprio che la sua polpa potrebbe essere edule. Lasciamo stare, mettiamolo via. Intanto il tasso comunque è importante perché in medicina ancora si estraeva il taxolo, altro principio chimico, principio attivo fondamentale di questa pianta per molte terapie, per azioni diverse, che sul nostro organismo è importante. La foglia stessa, particolare, molto bella. Tossica anche questa? Cerchiamo di non mangiarla, non è Evitiamo. tossica, non è edule assolutamente, evitiamola, però possiamo beneficiare del suo aspetto, del suo colore, delle sue forme, queste lunghe foglioline leggermente appuntite ma non forano, e sono tante, molto vicine l'una all'altra e vanno a fare questa decorazione, conferire alla pianta questo portamento molto bello, sempre verde, quindi presente tutto l'arco dell'anno e che sviluppa, cresce e che sopporta molto bene la potatura.
Ecco perché i tassi li troviamo in numerosi parchi, in numerosi giardini, in tante vecchie ville. Oggi qualche volta lo si mette anche per fare piccole sepine, piccole bordure, da altezza di mezzo metro minimo fino ad arrivare anche a avere degli esemplari molto alti, molto grandi, come alcuni di questi che sono qui vicino, che superano ormai gli 8-9 metri di altezza. Sauro, ma le bacche del tasso sono mortali, potenzialmente mortali per l'uomo. Lo sono anche per gli animalini, per gli uccellini? No, assolutamente. Molti uccelli, a seconda delle varie specie, vanno a mangiarsi, a cercare proprio durante i mesi invernali il frutto del tasso, perché traggono nutrimento, spesso contengono degli enzimi all'interno dello stomaco che va a rompere, a distruggere il frutticino e non attacca, non assorbono, o comunque quel taxolo e comunque quegli altri principi attivi che sono nel frutto non sono dannosi e l'animale è utilissimo per la sua nutrizione, per il suo sostentamento, per superare l'inverno. Quindi gli uccelli usano molte delle bacche che per noi sono velenose e loro sono un ottimo nutrimento, un ottimo alimento, soprattutto nei mesi invernali o a volte sono nei mesi come richiamo, soprattutto per acquistare energia, a volte anche solo per il periodo di accoppiamento, hanno un'azione eccitante sicuramente, ecco, dipende da specie a specie, da pianta a pianta. Poi hai detto eccitante, il Viagra è diventato anche farmaco generico, non è che vi dovete prendere una bacca di tasso per vedere com'è, no, lasciamo stare. Ascolta Sauro, qui di dietro vedo un ramo, adesso proviamo ad arrivarci, perché io qua nel pantano sono agile per quel che posso. Questo ramo è secco, ma perché succede nei sempreverdi, anche negli abeti, gli alberi di Natale? Magari c'è un ramo completamente secco, non si capisce perché tutto il resto sta benissimo. Che cosa succede? Probabilmente sono delle meccanismi, delle azioni particolari, azioni esterne, meccaniche, oppure interne alla pianta. Rami che andare bene rimasti troppo in ombra e quindi la luce è fondamentale. Se osserviamo la pianta sotto, molti rami verdi pian piano si seccano perché non trovano più luce, portando la vegetazione e la luce verso l'esterno e quindi vanno a scomparire. Oppure perché sono stati per qualche motivo, qualcuno è passato, ha frantumato, ha rotto, ha spezzettato il ramo stesso e questo oppure ha creato una lesione e qui la linfa non arriva più, non corre, perciò si secca. Oppure un animale è passato, l'ha schiacciato, ha in qualche modo arrecato delle ferite al fusto, oppure per qualche altro motivo la pianta non gli porta più, non gli dà nutrimento, ecco che allora questo si secca. Troviamo a volte branche, tutto non tanto un singolo ramo, ma parti di pianta prive di nutrimento e che vanno a seccarsi. Questo qui probabilmente è un'azione meccanica esterna, qualcuno che è passato, una lavorazione che è stata fatta, o un animale che ha passato vicino, l'ha calpestato, l'ha rotto ed ora non è riuscito più a avere nutrimento all'apice e quindi si è sicuramente seccato. Perché se guardiamo ad esempio all'interno del tronco, qui sono tanti fusti diversi che vanno a creare questa intera pianta, però sono tanti fusti, tanti tronchi centrali che si ramificano a loro volta, dove si vedono bene i fusti, le ramificazioni prive di foglie che in origine erano verdi, qualche ramo secco in mezzo, proprio dovuto al fatto che la vegetazione si è annullata a causa del troppo buio, dentro è molto buio, e tutto quanto il verde è rimasto fuori. Quanti anni avrà questo tasso? Almeno 35 anni, 35, no, un po' di più. Calcoliamo che è qui sicuramente al 74, ma era già una piantina alta, sviluppata, quindi... 39, visto che io sono un 73 e ne sto per compiere 40, lui ne ha 39. È una pianta che sicuramente è alla fine degli anni 60 per essere trapiantata qui, quindi qualche anno, con una quarantina d'anni abbondanti li ha sicuramente. E ecco, in 40 anni è cresciuto molto, ma ci sono piante che crescono molto più velocemente. Ecco perché viene usata per fare siepi e bordure, ma ecco perché ha questa nomea di pianta della longevità. Ancora una domanda, se voglio appunto fare una siepe, una bordura in un giardino con il tasso rosso, quali sono i miei accorgimenti? Visto che è una pianta molto lenta nel suo sviluppo, ma anche lenta da germinare, direi che convenga partire da una piantina che si trova in vivaio, già formata, già sviluppata, almeno alta 40-50 cm, se non di più. Sono piante costose perché sono lente e richiedono tempo nella crescita. Si possono mettere in un terreno che dreni facilmente, non troppo compatto, questo è importante, sottoloso, cresce, va benissimo, e poi niente, un po' d'acqua i primi tempi, il resto dovrebbe andare avanti da sola, senza eccedere la quantità. In un vaso si dà la giusta quantità di acqua per tenere appena umido, drenando bene nel fondo con qualche ciotolina, qualche sassolino,
quello che si trova a disposizione. E poi una volta all'anno si può intervenire con delle leggere potature, delle cimature proprio degli apici per conferire alla pianta la forma che si vuole ottenere. Nel momento in cui noi smettiamo di tagliare, di potare, tutta la vegetazione si sposta all'esterno e la pianta incomincia a crescere anche in altezza, fino ad arrivare al punto in cui, come in questo caso, non riusciamo più a contenere se non fa delle potature e dei tagli di ritorno di mezzo metro, un metro, ma non possiamo arrivare vicino al tronco perché non c'è più vegetazione. E il sole, può stare al sole benissimo o a mezz'ombra, ma non troppa ombra, anche perché è una pianta che vorrà luce e perché questa cresce, semmai andrà ad ombreggiare altre specie. Nient'altro, si può propagare anche, uno se vuole può farsi le piantine da sole partendo dal seme o perché non dalla talea, ma è un po' brigoso, ci vogliono accorgimenti, interventi diversi, semmai l'aiuto di qualche ormone. Consiglio di comprare già una piantina fatta, formata, perché uno impazzisce meno, a differenza di tante altre specie che ci si può arrangiare con facilità. E allora abbiamo conosciuto il ricino, lo stramonio, il tasso rosso, ma non è finita qui, venite con noi. Vabbè, mi arrestano, dopo quello che sto per dire è ufficiale. Ragazzi, con questo il delitto perfetto è assicurato. Questa piantina qui che vedete si chiama Maonia, i suoi frutti sono identici ai mirtilli. E allora se volete seccare qualcuno e passare impuniti dicendo mi sono sbagliato, era un mirtillo e invece poi insomma questo è morto, sfiga, che succede? Quindi raccontaci, Sauro, soprattutto spiegaci come fare a non confonderci, perché magari non vogliamo seccare nessuno, vogliamo fare magari uno yogurt buono ai frutti di bosco, una marmellata e prendiamo il frutticino sbagliato e siamo fritti. Questa sì, la Maonia ha questi bellissimi frutti che si assomigliano molto al mirtillo, non sono perfettamente identici e colorano, macchiano anche notevolmente di rosso, si vede la sua colorazione. Non sono da mangiare, almeno l'uomo è bene lieviti. È una pianta colorante comunque, rubefacente, richiama sangue, quindi può dare anche disturbi, intossicare, probabilmente non porta alla morte, ma il delitto perfetto no. Dà disturbi notevoli e quindi da usare non nell'alimentazione. Qualche bambino, qualche volta è capitato qui, attratto da questi bellissimi colori, l'ho visto diverse volte metterseli in bocca, poi lasciare una bella bocchina rossa, colorata, barosola, eccetera. Però è sopravvissuto? Sì, è andato bene, bevuto, ma lavato, ho cercato di fargli sputare più cose possibili e è andata, però evitiamo di mangiarlo. È una pianta decorativa ornamentale, con queste bacche fantastiche per tutto il periodo autunnale e parte dell'inverno presente. È una bacca che piace molto agli uccelli, anche qui è facile trovare durante l'inverno, quando c'è la neve, vederli arrivare in picchiata, raccogliersi, caricarsi del loro frutticino e andare via. Ed è bellissima in primavera, coperta di fiori color giallo, fa un cuscino molto bello, tutto giallo, il verde quasi a volte scompare e il profumo si diffonde nell'aria, nell'ambiente. Ecco perché viene usata anche a scopo decorativo. Le sue foglie hanno di caratteristico, che non sono presenti ad esempio nei mirtilli, queste chiamiamole piccoli aghi, piccole punte, sono molto dentellate e formano appena una dentellatura delicata ma leggermente irritante, insomma. Quindi pianta decorativa, un bel cespuglio, può raggiungere anche altezze di 2 metri, 2 metri e mezzo, più spesso lo troviamo solo di 1,50 m, 1,80 m e ha queste belle bacche che maturano scalarmente, qui si vedono bacche più mature, altre un pochettino più indietro, acerbe, alcune sono già passate. E una pianta che per il nostro uso più comune è quello di colorare, perché si tingevano le stoffe, i tessuti, le tele, e macchia davvero tanto. Con le mie dita, con un piccolo frutto, ho già macchiato una mano e spero non i vestiti. Se la voglio coltivare, accorgimenti particolari? Vediamo un terreno abbastanza fertile, fresco, leggermente umido, soffre la siccità, quindi ha un po' di acqua, possiamo tenerlo in vasone grande perché la pianta diventerà molto grande, possiamo metterla in piena terra, facciamo in modo che dreni sotto, può crescere anche in mezzo alle macerie perché effettivamente qui sotto in un tempo erano tutti quanti sassi, macerie varie, apportiamo della sostanza organica e un po' d'acqua i primi tempi è fondamentale fino a quando la pianta non ha affondato bene il suo apparato radicale. Direi nient'altro, sole, luce, evitiamo di bagnare le foglie. A volte capita in giardino avere dei getti per l'irrigazione e in certi periodi dell'anno compaiono queste macchie bianche che si vedono qui. Questo è oidio.
e che va a seccare anche le foglioline nel tempo. Quindi se riusciamo a dare sempre acqua sotto chioma, tanto meglio, dove si può, però piove, c'è il sole, fa caldo, questo video che è sviluppato in questi giorni, temperatura, l'umidità, la rugiada della notte fa sviluppare sicuramente questi funghi. Per il resto direi altri accorgimenti no, se possiamo dare ogni tanto un po' di concime, portare un concime complesso va benissimo alla pianta e questa tenderà a sviluppare, a crescere meglio, più rigogliosa. Il potassio dà una buona colorazione ai fiori, il fosforo col potassio insieme fa anche i frutti più sviluppati, l'azoto, il magnesio e altri piccoli, il ferro eccetera mantiene la colorazione bella e l'azoto fa sviluppare e crescere in altezza. Potature non più di tanto, se non quella di intervenire per controllare lo sviluppo della pianta. Ogni tanto se qualche rametto, ma qui semplicemente ci siamo appoggiati, se abbiamo spezzettato rotto si secca, come in questo caso, ma ci sono dei rametti che abbiamo spaccato, la pianta si mantiene bene. Cosa curiosa è durante l'inverno che con le nevicate anche di 1 metro come abbiamo avuto negli anni passati, la pianta si sdraiava completamente, poi sembrava completamente andata, invece piano piano è molto elastica, si risolleva e riforma la sua bella siepe, il suo bel cespuglio. Perfetto, allora la puntata killer finisce qui. Rapido riepilogo, abbiamo scoperto tutte le proprietà del ricino, attenzione mi raccomando ai bambini in questo caso in particolar modo, lo stramonio, la pianta delle streghe, quella usata dai giallisti di tutto il mondo, il tasso rosso e ancora una volta per andare a rubare dalla letteratura andiamo a J.K. Rowling e ora abbiamo parlato della mahonia, mi raccomando queste sono piante tutte tossiche, non uccidete nessuno, provate a parlarci se vi ha fatto arrabbiare, se vi ha fatto un grave sgarbo è lo stesso, parlateci lo stesso, non ci provate perché ad esempio la mahonia sì ci assomiglia al mirtillo ma tanto poi alla fine non ne vale mai la pena. Ciao! Eccoci di nuovo insieme per continuare a scoprire le proprietà delle piante velenose. Allora, nella prima parte della nostra rubrica, assieme alla nostra amica erborista Valentina, abbiamo studiato lo stramonio e il ricino, l'olio di ricino in particolare. Nella seconda parte troviamo altre piante con le quali annientare la suocera o il capo dispettoso. Parliamo infatti di tasso e di mahonia. Esatto. Quindi partiamo Valentina, il tasso. Sì, un albero che hai avuto modo di vedere, maestoso. Bellissimo. Sì, però purtroppo velenoso in tutte le sue parti, forché l'arillo, il frutticino rosso, dotato di questa polpa gelatinosa, dolciastra, a volte un po' stucchevole. All'interno contiene un seme anch'esso molto molto velenoso. Con le foglie si possono allestire degli insetticidi, dei preparati comunque repellenti per gli insetti. In campo erboristico l'importanza del tasso è da ricondurre alla possibilità di estrarre da questa pianta un principio probabilmente utile nei confronti della cura dei tumori, nei carcinomi soprattutto al seno e il tassolo. Non viene prodotto in quantità notevoli, per cui dal punto di vista commerciale non c'è molto interesse, viene però comunque molto selezionato nell'ambito della ricerca, proprio in questo senso. Il tasso produce un legno che è molto ammirato dagli ebanisti perché comunque ha grossa resistenza alla trazione e anche molto elastico. È un interesse che era già maturato in tempi antichi, tant'è che accanto all'uomo di Similaun 5.000 anni fa, 5.000 anni avanti Cristo, scusami, sono stati rinvenuti strumenti proprio... un bel comò di tasso. No, qualche arco comunque preparato proprio con questa pianta. Queste diciamo sono purtroppo, sì, ha anche altre proprietà, ma purtroppo le dosi terapeutiche sono vicine a quelle tossiche, per cui non evitiamo, curiamoci in altro modo. Quindi il tasso indicato in determinate patologie oncologiche, comunque la cosa migliore, visto che Valentina ci parlava del tumore al seno, è una corretta prevenzione e poi fateci un comò, non usatelo in altro modo. La mahonia. La mahonia invece è una pianta forse un pochino meno pericolosa. La
male. Sì, magari non facciamoci delle abbuffate perché non è il caso, però sicuramente ha un uso in fitoterapia un po' più tranquillo. Viene usato come depurativo del sangue, viene usata in particolar modo la radice, la parte sotterranea di questa pianta, che è dotata anche di una colorazione giallastra e questo, facendo riferimento alla teoria delle segnature, il giallo si rimanda al fegato, è infatti un ottimo tonico epatico digestivo. In fitoterapia si usa prevalentemente la tintura madre di Mahonia in preparati ad uso topico. Soprattutto ha avuto un ottimo risultato nei confronti della psoriasi o comunque dermatiti, eczemi, anche a livello del cuoio capelluto, acne, foruncoli. L'uso topico addirittura ha superato quello a livello orale di preparati omeopatici e fitoterapici. E allora, Tasso e Mahonia, abbiamo scoperto anche tutti i segreti di queste due piante, come sempre grazie Valentina. Grazie a voi. E allora amici, avete preso appunti? No, non dovevate prendere appunti in questa puntata, diversamente dal solito, infatti non dovete rifare quello che vi abbiamo fatto vedere noi. Però sicuramente è importante scoprire che ci sono anche delle piante potenzialmente mortali, stare molto attenti e saperle riconoscere. Questa puntata di Diffusion si chiude qui, io vi do appuntamento a domani. Domani, venerdì, puntata di iLife. Allora, vi dico esattamente di cosa parleremo. Certificazioni c'è, differenziale di classe A, un riattivatore automatico per circuiti domestici sarà invece quello che i nostri esperti ci insegneranno a realizzare. E allora appuntamento a domani qui con Diffusion, con iLife e a Giuseppe Valentino. Ciao!